Sono dei giorni da non perdere, immaginate qui quello che vi aspetta in quei giorni, il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, che toccherà il cuore di tutti. Per ora questo è l'assaggio. Amici di Bella Sicilia, benvenuti a Barcellona Pozzo di Gotto. Vi aspetterà anche il pane infornato nel forno a legna. Vi faremo gustare il pane punzato con l'olio. Anche i maccheroni. Vi aspettiamo qua al presepe vivente per gustare i nostri maccheroni con il sugo. Venite in molti. Stiamo tagliando le arance. Questo è lo spirito. Questo presepe è ambientato in un'antica masseria a Barcellona Pozzo di Gotto, precisamente nel quartiere di Sant'Andrea. E vi faccio vedere un pozzo profondo 15 metri, guardate. Amici di Bella Sicilia, il viaggio davvero lascia senza parole. Mostro il palmento nella sua bellezza e originalità. Qui fino agli anni 70 veniva usato regolarmente ogni anno per la pigiatura dell'uva. Però qua si può ammirare la bellezza e l'originalità del posto. E questo ambiente rivivrà quel giorno. Sì, una bella scena, diciamo la più suggestiva, probabilmente con personaggi che pigiano l'uva e poi qua anche nella tina che il mosto veniva direttamente messo in questi contenitori che si chiamano utri e trasportato poi nelle varie, diciamo, nei vari posti. Veniva messa in questo contenitore e poi andava a finire, diciamo, nella tina. Allora vi aspettiamo numerosi il 25, il 26 e il 28 dicembre, l'1, il 4 e il 6 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto, quartiere Sant'Andrea. Ingresso libero da Piazza Mercato. E tutto avrà inizio da qui. Sì, questo sarà l'ingresso del nostro presepe vivente di Sant'Andrea e come potete vedere possibilità di parcheggio a non finire. In siciliano si chiama carrumatto. Questo veniva trainato dai buoi ed era veramente in sostituzione dei camion. Veniva portato materiale, sabbia, tutto, diciamo, questo, diciamo, era il camion di una volta. Io penso che sarà del 1800, quando si usavano i mascheroni che si mettevano sulle arcate del palmento per vedere che c'era il vino, per sapere che c'era il vino, perché il mascherone rappresenta Bacco, il dio del vino. Quanto è emozionante veder rivivere questo luogo grazie al presepe vivente. È sempre stato emozionante per me, perché io da bambino, già a 7 anni, venivo con mio papà, che era uno dei proprietari, insieme ai miei zii, e per me rivivere quell'emozione non ha prezzo. E l'invito è quello di venire tutti qui a Barcellona Pozzo di Gotto. Cercate di venire tutti qua da noi, a Barcellona Pozzo di Gotto, nella zona di Sant'Andrea. Gratuitamente per voi. Gratuitamente. Anche per questo tutti. bagno di sapori. Grazie. Grazie anche a voi. E guardate la cucina. Questa è veramente la cucina. Ti provo un'emozione grande. E qua, come potete vedere, è veramente una stalla vera e propria, dove anticamente era il ricovero degli animali. E noi ogni anno ci sarà il bue e l'asinello. Qui c'è il carretto siciliano, proprio qui ci sarà la Madonna poi? Sì, la Madonna seduta sul carretto con San Giuseppe e speriamo quest'anno anche di avere Gesù Bambino vero. Attraverso questo presepe vivente che proporremo alla collettività vogliamo riflettere innanzitutto noi e poi anche coloro che verranno a trovarci, li vogliamo fare riflettere sul mistero del Natale. Amici di Bella Sicilia, emozioni infinite. Noi siamo un gruppo di amici che, diciamo così, ci riuniamo per le feste natalizie girando nel presepe qua, suonando il presepe, per allegare giustamente i visitatori, tutti quanti, per dare un po' di allegria, diciamo così.
È allegria, è vita, è comunità, stare insieme, è divertimento, tutto. Almeno io da un paio d'anni, 3-4 anni, che partecipo a questo bellissimo presepe. Sono dei giorni da non perdere, immaginate qui quello che vi aspetta in quei giorni, il presepe vivente di Barcellona Pozzo di Gotto, che toccherà il cuore di tutti. Continua il viaggio nel presepe vivente di Sant'Andrea e adesso ci troviamo nella stanza del falegname. Prego. E facciamo ingresso ed immergiamoci in questo antico mestiere. È una sega di una volta che si usava per tagliare tutto a mano. E tra antichi mestieri e storia continua il viaggio e si parla adesso di grandi sapori. Buonasera! Buonasera. Qui cosa offrite? E allora qua offriamo pane fritto, spinci con la ricotta, pane fritto col vino. E abbiamo tante cose casarecci che facciamo, di più quello che possiamo. E qui vediamo Qua all'opera, facciamo- cosa state facendo? E allora qua facciamo i spinci fritti e pane fritto. Quale invito facciamo per quei giorni? Di venire a godere anche di questo. Venire tutti a vedere i nostri sapori, i nostri cose che facciamo per questo bellissimo presepe di Barcellona. Quante emozioni vi saranno in quel giorno? Tantissime, perché già l'abbiamo vissuto nei scorsi anni e quindi sappiamo la popolazione Ormai che sono da viene diversi e che viene anni. apposta a Da vedere il nostro diversi anni presepio che facciamo. che è bellissimo, è uno dei più bei Sì, presepi questi che ora c'è a potete Barcellona. mangiare tutto. Quale potete invito facciamo? assaggiare. Di venire a assaggiare tutto quello che noi facciamo, che è buonissimo. Adesso stiamo preparando il pane con acqua e vino, come facevano i nostri genitori. Quando il pane non c'era era troppo duro e allora lo facevano così per immorbidire un po' e noi lo mangiavamo con molto piacere. Lì c'è il vino, quindi. Sì, qua questi ora lo facciamo vino e acqua e li mettiamo qui dentro. Poi ci mettiamo un po' di sale, origano. Guardate quanti sapori vi aspettano in quei giorni. Sì, sicuramente poi facciamo anche di più. Per ora questo è l'assaggio. Un assaggio eccezionale grazie alla signora Giovannina che ci onora di queste degustazioni. Però poi ci mettiamo l'origano. La cosa bella è anche questa, vedere tante persone della comunità parrocchiale che collabora, anche perché il presepe vivente serve anche a questo, no? A fare in modo che le persone fra di loro collaborino. Allora lanciamo l'invito. Vi aspettiamo il giorno 25 con molto piacere. Più ne viene più ne mangiano. E con questa simpatia è impossibile non accogliere l'invito. Grazie di cuore. Il Grazie viaggio a continua. voi, vi aspettiamo. Naturalmente non vi sveliamo tutto del nostro presepe, lasciamo a voi che venite direttamente a trovarci e vedrete. Venite tutti. Degusterete tanti cibi ogni sera in modalità diversa. Vi aspettiamo tutti al presepe. Non mancare, per favore. Non è soltanto vedere un presepe vivente, ma anche riflettere sul significato vero e profondo del Natale. Venite a vedere il nostro presepe che non resterete delusi. La comunità accoglie tutti, anche il presepe vivente accoglie tutti voi che verrete a trovarci. Venite, vedrete tanti vecchi mestieri persi. Io vi dico già grazie da adesso, venite a trovarci. E siamo noi che ringraziamo voi e tutti coloro che hanno contribuito a tutto questo. Vi aspettiamo a Barcellona Pozzo di Gotto in questi giorni per vivere insieme questa grande magia. Grazie, un caro saluto. Grazie. Al prossimo video. Noi non vogliamo svelarvi tutto perché vi aspettiamo qui. Nei giorni, ripetiamo i giorni e lanciamo l'invito finale. Nei giorni 25, 26 e 28 dicembre, l'1, il 4 e il 6 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto, quartiere Sant'Andrea.